quello che fa, ad Alberto Piscenti. E allora, l'associazione culturale, io nel suo interagire a 360 gradi nel campo della cultura e della poesia dialettale in modo particolare, come è stato evidenziato, difatti sta portando avanti un progetto di studio, di divulgazione e diffusione della lingua siciliana. Abbiamo pubblicato diversi libri specifici e ricordo la nostra grammatica siciliana di metonimia, che è qua presente, e ultimamente cenni di ortografia siciliana di Nino Barone e Giuseppe Giardino. Però con questo voglio dire che l'associazione non intende trascurare la lingua italiana e difatti in questo 2011 ha presentato 2 libri di poesie in lingua italiana, La Beadele mi voglio raccontare di Adele Catalano e A metà della vita della poetessa alcanese Nima Rastani. Questa antologia poetica è un'ulteriore dimostrazione che l'associazione quindi non intende porre sullo stesso piano sia la lingua siciliana che la nostra madrelingua. I poeti che fanno parte di questa antologia sono 15, come ha anticipato il nostro Giuseppe Buttaggio. Io vorrei elencarli. E sono Caterina Mantia e Maria Nella Casupolo di Marsala, che comunque stasera non sono presenti, Rosanna San Filippo e Giovanna Gucciardi Caradonna di Salemi, Vincenzo Vitale e Liliana Patti di Castellammare del Golfo, Mattia Pallaruco Cavasino, Sebastiano Vassallo, Vito Vellutata, Antonino Stampa, Rossella Maggio, Gino Adamo di Trapani, Salvatore Cavazzano e Giuseppe Ingardia di Erice Casasanta, Alberto Piscenti di Coseto Molezzone. Questa è la 13ª pubblicazione che l'associazione ha fatto in questo 2011. Voglio dire una piccola cosa, cioè nel senso che questa antologia possiamo definirla come l'antologia dei presidenti. Difatti più di 5 o 6, ora li posso anche nominare, sono poeti ma anche presidenti di varie associazioni culturali. Ad esempio, sono rispettivamente presidenti delle associazioni Poeti nella Società Trequanum di Trapani, Mattia Pallaruco Cavasino, i Poeti di Verso Sicania, presidente Rosanna San Filippo, Sebastiano Vassallo, presidente del gruppo poetico San Michele di Erice Casasanta, Vincenzo Vitale del Centro Culturale Peppino Calega di Castellammare del Golfo. Caterina Mantia, tra l'altro, è presidente onorario dell'associazione Nastro Azzurro Europeo e Gino Adamo ricopre la carica di presidente provinciale dell'Anime, conoscerà lui che cos'è. Mentre io sono anche presidente non di questa associazione di mia moglie, ma del gruppo folcloristico Fusi. In conclusione, mi corre l'obbligo di ringraziare, oltre naturalmente a tutti i poeti che hanno aderito a questa iniziativa, vorrei ringraziare la professoressa Rosa Maria Ancona che ha curato la prefazione di questa antologia, e un altro ringraziamento mi sembra doveroso rivolgerlo all'amministrazione comunale e all'associazione Proloco di Buseto Polizzolo per averci dato la possibilità di presentare questa antologia in questo accogliente locale. Grazie.